Buonasera a tutti, Bistri TV, scusate sul ritardo, ma oggi non vai in linea di afficco e quindi non siamo dovuti arranzare che sa trasmissione tramite sul cellulare, insomma, casa linea vissa non bilaccate. Bene, vediamo di cominciare diretto, vamos di presentare come testa di oggi, coccolata, metta coccolata, cocuzzata totalmente, fino a che non pacco di neuledda. Ecco qua, si presenta di voi. Su Saravallo di oggi non era Mudinedda, insomma, Pispesanne a fino alla Sasunnichi e poi coccolato per una musichetta provare. 3 gradi al massimo, 8 gradi al minimo. Crasa, non era mese coccolato fino a mezzodì e poi coccolato adesso tutto però abba non è presentata batto 10 gradi al massimo, 7 gradi al minimo. Bene, abbiamo ordinanza adesso comune, poi accorte del Natale, così, 15 dicembre dalle ore 12 le vie del paese saranno animate da musica degli Zampognari. Il 30 dicembre dalle ore 17:30 in piazza Esplori si svolgerà la manifestazione Aspettando a Corte del Natale, che prevede una cena a base di polenta e castagne in piazza animata da balli, sardi e musica dal vivo. Il 31 dicembre in piazza Esplori si svolgerà l'evento Corte del Natale, che prevede dalle ore 11 fino alle 14 street food e musica itinerante a cura del gruppo Novo Sonoro. Dalle 23 alle 02 del 01 gennaio 2026 concerto di fine anno con la partecipazione del gruppo Istentale e della cantante Dolce Nera e a seguire DJ set. Visto il piano di sicurezza presentato dall'ingegnere composto, considerato che la sua tutela della sicurezza delle persone e delle cose in materia di circolazione stradale e sicurezza urbana, nonché le norme previste in materia di safety e security costituiscono obblighi di legge inderogabili, ritenuto di dover autorizzare l'evento secondo il programma predisposto dal responsabile dell'area socioculturale del comune di Bitti, eccetera, eccetera, autorizza lo svolgimento e così via, chiaramente che in tutto lo presupposto che bisogna possa regolazione del suo traffico che potete andare a leggere in sa pagina di Bitti TV e non vi bisogna total 2 a sa pagina dell'ordinanza. Poi veramente sempre che pur siamo aspettando su 20, beh, vedete sul primo evento, cioè il primo evento dopo la sospensione sono eventi in Luvola e a essere colo homines agrestes in Luvola in palestra comunale viale della Repubblica accompagnato, cioè basate la scuola pure di altro locco. Intanto vamos poi sempre su 21 domenica a Saldecche andrà a impostare da Littereda a Sunnennedu. Ecco, andata impostata a isa sede nuova Vitarza, che è sede giudice di pace, che in entrata da via Galileo, oppure inviata a indirizzo mail vitarza@ticali.it. Bene, altra nuova di questo tipo non binamos, però vamos una nuova in Unione Sarda online. Biannamus, ma no, non beste, non ve la chiamo ad entrare, insomma, ma entriamo sul cellulare che è proprio
una nuova zuppa di spizzinello, visticheso e non solo, che sono andato a giocare in forasa. Allora devo lo pacco e la tappare subito. Ecco qua. Tancamo questo che non vedrà che sta a accedere. 5 talenti sardi nel team Italia Under 11 che vince la Coppa Las Americas. Sul tetto del mondo Marco Leon Balatta, Giovanni Castelli, Sebastiano Doneddu, Mattia Pittorru e Daniele Sanna. E questo talent sardi binnata duo che sono vesticheso, cioè Giovanni Castelli e Sebastiano Doneddu. L'articolo è meta bello proprio delle leghe, i piccoli campioni sardi crescono e vincono importanti trofei. Un risultato straordinario quello ottenuto dai 5 giovanissimi calciatori del Sant'Antonio Calcio, che hanno conquistato col team Italia Under 11 la Coppa Las Americas al termine dell'omonimo prestigioso torneo internazionale disputato nella Repubblica Dominicana e organizzato dal Bark Academy. Sul tetto del mondo Marco Leon Balata, Giovanni Castelli, Sebastiano Doneddu, Mattia Pittorro, Daniele Sanna. Sono loro i 5 atleti che hanno portato in alto il nome della loro società e del calcio sardo, partecipando alla manifestazione con la selezione italiana, e dopo aver superato in semifinale il Barcellona ha trionfato in finale contro il Messico. Pensate a Bruno Pacu. In un contesto internazionale di altissimo livello, i 5 isolani hanno saputo distinguersi per qualità tecniche ma anche maturità, rispetto e capacità di affrontare ogni partita con coraggio e personalità, portando a termine un percorso impeccabile che li ha visti superare squadre provenienti da tutto il mondo, dimostrando talento, determinazione e uno straordinario spirito di squadra. La vittoria finale rappresenta il coronamento di un'esperienza sportiva e umana unica, resa ancora più significativa dal prestigio dell'organizzazione firmata Bark Academy, un successo che va oltre il risultato sportivo, confermando il valore del lavoro svolto dal settore giovanile del Sant'Antonio Calcio, dell'impegno quotidiano di allenatori, famiglie, dirigenti e della forza educativa dello sport capace di formare prima gli uomini e poi i calciatori. C'è una bella presentazione a Bero, ha fatto sul giornale, purtroppo non è vestito su cartaceo, ma solo in Unione Sarda online. Bene, andiamo da innanzi, le auguro il mando a questo pizzoccolo e a buon avanzamento del buono perfetto. Vediamo la prima pagina della Nuova Sardegna, cartello dei narcosardi, scombinata un'organizzazione che trafficava cocaina e marijuana. Olbia, l'epicentro, obbligo di dimora per il sindaco di Esporlatu e la moglie. No, che canto pare va pure qualche nome nei visticheso, però poi non è scompito mio di dare questo tipo di nuova. Continuità. Aero Italia ipoteca 5 rotte, no, che è stato sul bando, possa continuità territoriale, inedita alleanza tra Ita e Volotea per le tratte di Cagliari e Olbia per Roma. Poi abbiamo la Terranova, forza multinazionale europea per la sicurezza dell'Ucraina, e lui dimos poi che arriviamo a questa pagina dedicata al suo giornale. La nuova è l'Unione, non vediamo, no? Sì, l'Unione Nuova e Unione Sarda, ecco qua. L'abbiamo già visto questo, è la nuova, Matessi, cartello dei narcosardi, l'abbiamo già visto, e poi l'Unione. Va bene. Andiamo alla stessa pagina. Osid non cede allo spopolamento, confronto sulle idee per la rinascita. L'associazione Raichinas e Arbore organizza un convegno sul tema. Questo è molto importante, così dalle Garrane veramente metta il tema dello spopolamento nelle zone interne è un problema che investe tutta la Sardegna e non solo.
particolarmente sentito ad Osida, che già da tempo è diventato il paese più piccolo come numero di abitanti della provincia di Nuoro. Di questo si è parlato nella conferenza di dibattito sabato scorso ad Osida. Zone interne, piccoli comuni, spopolamento, quale futuro, scomparsa definitiva o nuove prospettive di rinascita. I lavori introdotti da Gavino Basso, presidente dell'associazione laichina De Arbore, hanno evidenziato l'inevitabile scomparsa dei nostri piccoli paesi e i vari tentativi amministrativi e politici perché questo non avvenga. La politica, nel suo intervento, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna e assessore alla programmazione e bilancio, crediti al settore del territorio, ha sottolineato che lo spopolamento riguarda la qualità della vita delle persone, la forza dei servizi essenziali, il futuro dei giovani e la tenuta della comunità. Visto che non possiamo considerare inevitabile la scomparsa dei nostri paesi, si cerca di capire come combattere lo spopolamento, non sicuramente con la resa, ma con misure messe in campo nel corso degli anni, che sono sicuramente la migliore da migliorare affinché possano servire a creare un argine non solo sardo, ma tutto italiano. In Sardegna il fenomeno dello spopolamento è più acuito, soprattutto nei territori cosiddetti marginali. E insomma Sinner in un ennesimo convegno sullo spopolamento e poi tutti a casa, lo sconvegnista del sicuro non ha nessuna intenzione di si inchistare in Oside. Con Ammentos da Essumonte raccolgo le voci dell'ortobene, il naturalista Domenico Ruiu, regista esordiente alla soglia degli 80 anni. Sempre impegnata su massimo Domenico Ruiu, complimenti a bere danne un contributo a ambiente, a sulocco, insomma, che Noel De Pacco conta assolutamente. Navigato come soltanto un saggio di lungo corso sa essere, curioso come un eterno ragazzino, sempre a caccia di nuove avventure da vivere e da raccontare. Succede così che ormai vicino alla soglia degli 80 anni Domenico Ruiu su Puzzonargiu esordisce dietro una macchina da presa, regista dopo più di mezzo secolo, passato a fotografare mufloni, volpi, astori e aquile. Stavolta il naturalista nuorese esce con un documentario, Ammentos de Sumonte, un film in sardo, tutto in sardo, con sottotitoli in italiano, prodotto dall'ISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico, e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e da Bentu Ruiu, da Eventu, cioè Ruiu firma il soggetto e la regia. Io ho fatto soltanto da tramite, spiega con modestia l'autore. Con questo lavoro ho raccolto e unito il racconto degli ultimi testimoni che come me hanno conosciuto il monte di Grazia Deledda. Bravo, veramente spettacolare, cioè eccezionale. Complimenti Domenico. Doppi incarichi, il costo è salato, arrivano le lettere, spuntano i nomi, come non querem tornare sui nari naturalmente, e quindi hanno a cliccare carichi contributo regionale Nischinedda dopo tornare sui nari, che hanno incassato che ne merito, insomma. La regione ha cominciato a battere cassa agli eletti perché percepivano 2 stipendi. Tra i destinatari, capi di gabinetto, consulenti, tecnici e funzionari degli assessorati. Una norma che colpisce a pioggia, narrami tu a pioggia. Non tutte le posizioni sono uguali, vabbè, l'importante è scritto a retta sui nari, poi se non sono uguali la posizione, pazienza, a svolgere un ruolo gratis potrebbe confliggere col diritto al lavoro. Ah sì, il caso Maggi è una bomba a orologeria, secondo la sentenza che lo condanna a risarcire i titoli di cariche elettive, possono ricevere incarichi da pubbliche amministrazioni solo a titolo gratuito, con il solo rimborso spese e gettoni di presenza fino a 30 euro a seduta. Un divieto che non è collegato alla percezione dell'indennità elettiva,
Ciò che conta, secondo il Tribunale di Cagliari, è esclusivamente lo status di eletto, ed è qui che iniziano le criticità. Il caso Maggi riguarda un incarico in un consiglio di amministrazione, frutto di una nomina politica, non un rapporto di lavoro subordinato né una prestazione professionale in senso proprio. Estendere automaticamente quella lettura a tutte le fattispecie oggi sotto esame rischia di produrre effetti distorsivi. Benissimo, effetto distorsivo, torrate sui nari e poi dopo distorchite boscamente che allora in occasione ai danni in arrivo la delibera finale su RVM, 2 voti contrari nella giunta regionale. Portas, Sinistra Futura e più AVS sono contro l'ampliamento del sito. No anche da Dinolfo. La vicenda RVM sta per arrivare a conclusione e le acque in maggioranza sono al di poco agitate. Nulla di irrecuperabile, non ci sarà alcuna crisi per questa storia, ma a questo punto la delibera finale che chiuderà la vicenda sulle autorizzazioni ambientali non troverà l'unanimità in giunta. La Presidente Todde, come riportato dalla Nuova una settimana fa, aveva spiegato quale sarebbe stata la conclusione della vicenda con un parere favorevole degli uffici a cui lei non si sarebbe opposta. Anche se lo facessimo, il Tribunale nominerebbe come commissario un alto funzionario dello Stato che direbbe sì laddove noi abbiamo detto no. E pazienza, però è si stato che narrata sì, non vuoi il seracolo, chiudendo la pratica, e non vogliamo farci commissariare. In attesa della delibera in arrivo entro questa settimana tutti i partiti del campo largo prendono posizione. Il PD con il segretario Lai si rimette alla valutazione della Presidente, scontato il sostegno a Todde dell'M5 Stelle, mentre gli assessori dei partiti minori si muoveranno in ordine sparso. Uniti per Todde rappresentata dalla uscente Maria Elena Mozzo voterà secondo la proposta della Presidente, contrario invece il consigliere regionale del suo partito Valdo Dinolfo, l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Porta, Sinistra Futura, che seguirà le indicazioni del suo partito contrario all'ampliamento. Il suo voto in giunta sarà no e la delibera, come più che probabile dovesse confermare l'ampliamento, anche AVS dirà no, come riporta una nota del gruppo, compreso l'assessore ai lavori pubblici Antonio Piu. Insieme al no la richiesta alla Presidente Todde e all'intero centro-sinistra dell'apertura di una fase di confronto. Però non hanno sul coraggio di chiacchiere commissariare, cioè non si picarisce la responsabilità e la lasciare assistato. Olbia, paradiso dei narcos, smantellato il cartello. Maxi traffico di cocaina e marijuana, 21 arrestati e 23 indagati. La rete della droga si estende anche a Nuoro e a Sassari. Poi no, che bisogna tutto il numero, bisogna bolleghite in pazienza, binata 1, 2, lobby, che scritto biti, qualcuno biti residente a Olbia, eccetera, eccetera. Insomma, quindi non è compito mio di che numero. Andiamo da innanzi, le locazioni brevi, intesa sulla riforma. Le locazioni brevi sono affitto di istanza da una dia, po' due al dia, insomma, che è stata tassata al 25%, ma invece come la cedolare secca resterà al 21%, ma solo per il primo immobile sul mercato. Cioè se uno ne io che due, su sicuro paga il 25%. Oggi la scadenza per saldare la seconda rata IMU, previsto un incasso di 11 miliardi, Will tassa iniqua, non distingue poveri e ricchi, scatta il conto alla rovescia per la scadenza prevista per oggi della seconda rata dell'IMU sulle seconde case.
La tassa municipale sugli immobili va pagata infatti sulle abitazioni, esclusa la prima, e in ogni caso sulle case di lusso, sugli immobili commerciali, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli. Non è invece dovuta sull'abitazione di residenza, su quelle popolari e sugli immobili di cooperative a proprietà indivisa, ma adibiti ad abitazione principale dei soci. Stando ai calcoli effettuati, sulla prima rata 2024 il pagamento dell'imposta a saldo dovrebbe valere circa 11 miliardi. Abbiamo già sborsato. Allora, andiamo a dare innanzi e siamo, vabbè, pagina Kimbe, no, che va posto pagina basta, ma è Kimbe, la proposta dell'Europa, una forza internazionale per la sicurezza ucraina. USA ottimisti, cioè l'America. Al vertice di Berlino risolto il 90% delle questioni. Ja bovatese a Mosca, bovatese. Berlino si pensa anche al futuro, a quando le armi rimarranno in silenzio, insomma quando l'Ucraina dovrà governare il processo di ricostruzione senza temere che la Russia possa riprendere il conflitto e violare la tregua. Ecco perché dai colloqui di Berlino, tra le varie proposte emerse, c'è quella dei leader europei che si rivolgono agli Stati Uniti per formare una forza internazionale per garantire la sicurezza dell'Ucraina in un futuro non molto lontano, ma figurati di Putin, via che pone soldato. Oh, è innegabile comunque che dopo 2 giorni di intensi colloqui a Berlino, americani e ucraini si sono riallineati. La chance di una tregua a questo punto è reale, anzi, secondo Friedrich Merz, non è mai stata così grande come adesso e vorrebbe un cessate il fuoco prima di Natale, con un appello a quel che resta della decenza umana di Vladimir Putin per fermare le bombe sui civili. Ma figurati, che in tutto lo stifoso, lo pupazzo schibato in Italia. Gli attentatori di Sydney erano sostenitori dell'ISIS, ora giro di vite sulle armi, cioè come in Australia, insomma, quanto pare pone limitazione a queste armi. E intanto il caso nel liceo scientifico di Cagliari, scontro al Michelangelo per i morti di Bondi Beach. Un minuto di silenzio diventa terreno di scontro politico e morale. Al liceo scientifico Michelangelo di Cagliari la decisione del dirigente scolastico di commemorare le vittime dell'attentato antisemita avvenuto domenica a Sydney scatena la protesta degli attivisti pro-Pal, mancunato, che chiedono pari attenzione per le vittime civili palestinesi, in particolare per i bambini che sono morti e continuano a morire nella striscia di Gaza, giusto? Anche per commemorazione posso giungere, posso usarlo. La circolare firmata dal preside Raffaele Rossi è stata diffusa nella mattinata di ieri. Il documento invita docenti, personale e studenti ad osservare un minuto di silenzio alle 12 in ricordo delle 15 persone uccise durante l'attacco terroristico alla festa ebraica, eccetera, eccetera. E va bene. I segreti dell'intelligence è una necessità sociale contro la disinformazione. Al Brozzo e a Sa Manifattura incontri sul ruolo della sicurezza globale. Oggi l'intelligence è una necessità sociale. In un mondo immerso nella disinformazione, dove la verità rischia di diventare irrilevante, e interpretare la realtà e provare a prevederla non deve essere più un esercizio per specialisti, ma una competenza collettiva. È da questa consapevolezza che parte la riflessione del professor Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence, intervenuto ieri mattina all'ospedale Brozzo di Cagliari e nel pomeriggio di Sa Manifattura, cioè ne è stato consapevole
o potete distinguere quale è già la nuova giusta e quale è invece questa che è pilotata, insomma, cioè che è una fake news e che io chiamo fake neula, cioè che neula proprio e sa conca le saziende. Traffico di cocaina, epicentro a Olbia, arresti in tutta l'isola, l'abbiamo già visto. Andiamo da innantisi e vediamo dei sindaci scettici sulla manovra ed quale siamo raionanne dessa manovra finanziaria, insomma, testo da approvare entro fine anno, ma sulla sanità serve più coraggio. Sindacati scettici, i sindacati sono critici sulla finanziaria. Ieri nella terza commissione bilancio del Consiglio presieduto da Alessandro Solinas, M5 Stelle, sono stati auditi i rappresentanti CGIL, CILS, UIL e UGL e le associazioni agricole sulla manovra 2026. Oggi tocca a università, terzo settore ed enti locali. E a quanto pare lo sindacato ha espresso perplessità. E intanto no, che abbiamo il viaggio in Argentina, cioè Alessandro Sorgia e Desiree manca un viaggio. Sorgia, l'assessora vola in business class, manca spese trasparenti, cioè, sì, in questa posta chiaramente parte dell'aereo in un bel pacca di più, tanto sta non pacatissa. Un viaggio istituzionale in Argentina con volo in business class, una trasferta in Sud America in occasione del 9° congresso dei circoli sardi a La Plata, effettuata a fine novembre, che scatena il chiacchiericcio in consiglio. A imbarcarsi su un aereo con qualche lusso in più della media sarebbe stata l'assessora al lavoro Desiree Manca, che tra l'altro non smentisce l'attacco frontale che le è arrivato dal consigliere d'opposizione Alessandro Sorgia. Ha viaggiato in business class, aumentando così le spese di viaggio da 900 a 3.000 euro, potete scrivere in nuda, circa per la sua missione istituzionale in Argentina. Sorgia annuncia anche un accesso agli atti per capire quanto sia costata la missione. Immediata la replica dell'esponente della giunta Todde: se il consigliere Sorgia intende fare accesso agli atti, lo faccia pure, non troverà scandali ma solo atti regolari e lavoro istituzionale serio. Io non ho bisogno di nascondermi dietro slogan o polemiche, non ho nulla da nascondere. Il viaggio è stato autorizzato e svolto nel pieno rispetto della legge, delle procedure regionali. Sorgia tuttavia esprime i suoi dubbi su quanto accaduto. Sarebbe interessante sapere se le indiscrezioni siano vere e in particolare con quante persone del suo staff è partita, quanto è costato ai sardi il suo viaggio e che risultati ha ottenuto. Conclusione: per come ha strillato in passato, mi sarei aspettato un profilo istituzionale più attento. Ora dice di non aver nulla da nascondere. In qualità di presidente della consulta per l'immigrazione non potrei esimermi da partecipare al congresso dei circoli sardi. Per Manca è grave che si continui a buttare fango per qualsiasi cosa io faccia. Certo. Piogge temporali, la Sardegna riapre l'ombrello, nuvole e precipitazioni sparse, allerta gialla almeno fino al 12 di oggi. E va bene, dopo allerta gialla vi potremo pure stare. Una nuova strada per l'Unione Europea. L'oggettiva crisi strutturale di una globalizzazione affidata alla spontaneità del mercato, accentuata dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 e la ricomparsa nello scenario internazionale
della logica di potenza allo stato puro, portato avanti in particolare dal leader russo Putin, con il ricorso alla brutalità della guerra, cambiano radicalmente l'ordine mondiale. Sullo sfondo regna, con tutta la sua influenza, il clima di nuova guerra fredda, tecnologia in cui si confrontano le due superpotenze, Cina e USA. In tale contesto una domanda appare inevitabile: dov'è finita l'Europa? Non lo dobbiamo dimandare tutto canto. Andiamo da innantesi. Ucraina speraglia di pace dai colloqui di Berlino. Dagli USA e dall'Europa arrivano segnali di cauto ottimismo, ed è questo ne siamo veramente contenti, perché a questo punto tocca della tancare questa cosa. Ormai la prepotenza è prepotenza, gli schimoli, ma tanti seppure tu nel nemico metta mano, insomma, stessi nemico che abbiamo tutto, su tempo, e seppur vanno a finire la criminalità sua, a finire prima o poi. La Russia vuole ridefinire con la forza i confini europei. Questo l'ha nato Mattarella in un discorso che ha fatto Carchi di Eate. Stop a diesel e benzina, l'UE ci ripensa. Cioè, badate bene, è stata la questione un po' impressata anche di sparire il motore termico, e come accanto parete vi storranno a pensare. L'addio ai motori termici, previsto per il 2035, sarà posticipato e compiuto per tappe, e cioè mercato prolungato anche per le vetture ibride e biocarburanti. Esultano Italia e Germania. Il nuovo D-Day per l'industria automobilistica europea, un nuovo DJ per l'industria automobilistica europea. Dopo la flessibilità concessa in primavera sulle multe, la Commissione europea si prepara a svelare l'atteso pacchetto di sostegno per l'automotive, che con una marcia indietro sullo stop alla vendita di motori a combustione interna come diesel e benzina, che era previsto per il 2035. Una mossa firmata Ursula von der Leyen, che si preannuncia come il più grande cambio di rotta sul Green Deal. Bene, che in questo terminiamo, però prima di terminare che voglio trasmettere una figura, una massima che boscheglio a che vedere, e screenshot di un pacco. Schermata, ecco qua, che la mandiamo. Ecco, può dare spiegazione del commente, mai io non si die o quasi non si die a Edo de Visti TV, che trasmette da via Salvemini, dai vizi e da essa barbaggia dei vizi. Per questo mi chiedo servire viene di un documento storico, cioè del sul giudicato, che la maggior parte del suo ragionamento narrano, ma noi siamo parte sul giudicato che De Gallura praticamente non bevito tutta la baronia, quindi pure la zona dei vizi este baronia, magari non este, ma non ca il mezzo di essere baronia o non lo essere, ma può dare giusto peso a storia. Ecco, abbiamo una cartina storica, insomma, l'antica ripartizione territoriale della Sardegna. Andiamo a vedere in zona dei vizi chiaramente scusto dei nocche, gusto, e andiamo a leggere Barbaggia di Biti. Ecco, chi non vinta nulla, insomma, ma anche esistia il termine baronia, insomma, ecco, no, che per sposata, poi queste Garteddi e Gocceano, che siamo Sinocche, questo di Nocche Storosei e Garteddi, no, Gocceano, questo dei Nocche, e così via. Poi abbiamo a Barbaggia di Olollai, Barbaggia di Belvì, Barbaggia di Seulo, eccetera, eccetera, ma chiaramente il suo nome nella zona che noi abitiamo è Barbaggia di Biti. Questo in colore arancione, aranzino, praticamente è sul giudicato del Gaddula, insomma, chi ha
ingloba tutta questa zona, che come noi non dobbiamo difendere, tra Nuorese e Alta Baronia, ma la zona este può non perdersi storia, non può anche né vandito né, minimatura, insomma, ma può dare il giusto peso a storia, e cioè questo territorio abitato da Saida de Visti, este Barbagia de Visti. Bene, tancamos le novas de hoy, andamos a esa pagina de tancatura, eccola qua, la sigla di tancatura, e tancamos, ecco qua, dai, appunto, dai via Salvemini, dai Sasede Bissi TV, dai Vissi, dai Sa Barbagia, de Vissi, dai Sa Sardegna, damolo a mezzo videre, e cioè appuntamento torna a casa, quindi it novas de Bissi TV. Ecco qua, tornamos, mezzo videre è buona.